4 generazioni che nuotano assieme negli stessi impianti natatori. Questo è quello che succede al centro nuoto STRA, dove l'attività didattica inizia ancora prima che la vita del bambino si sviluppi e termina con i corsi dedicati alla terza età. Partiamo con le gestanti, poi piano piano le gestanti continuano il loro lavoro con i bimbi dopo dei 3 mesi fino ai 3 anni in acqua con il genitore. Dai 3 anni in poi incominciamo a lavorare con il bambino e istruttore, cioè la figura di un singolo istruttore con il bambino, come si fa alla scuola materna. Poi piano piano il bimbo, quando diventa acquatico, quando si ambienta, lo portiamo a nuotare, a fare nuoto in tutto per tutto. Devo dire che qui all'interno della nostra piscina noi abbiamo una clientela prevalentemente delle famiglie. Ci sono intere famiglie che vengono qui anche di 4 generazioni, quindi ci troviamo dalla gestante fino alla mamma, fino al bimbo, fino anche alla nonna, alle volte anche alla bisnonna. Abbiamo già parlato di corsi dedicati alle future mamme nelle precedenti puntate di Zona Nuoto. Qui al centro nuoto STRA si punta l'attenzione soprattutto sui benefici psicofisici che l'acqua sa dare alle mamme. Sicuramente per quanto riguarda il lavoro corporeo, ma anche al lavoro emozionale, cerco di fare un lavoro che vada a far star bene la mamma e di conseguenza il suo bambino. La curiosità al centro nuoto STRA è rappresentata dalla presenza ai corsi di una figura troppo spesso messa in ombra. Abbiamo iniziato proprio a introdurre questo momento intimo, se così possiamo dire, a 3, mamma, papà e bambino, e sensibilizzare appunto l'uomo dell'importanza che lui stesso ha nella famiglia. E allora andiamo a sentire uno di questi papà e capiamo come mai abbia deciso di iscriversi al corso. È un'esperienza, diciamo, che mette in sincronia genitori e bambini, è una cosa molto importante e noi abbiamo deciso di farlo proprio perché riteniamo che è importante trovare anche questa sincronia e far scoprire ai bambini dei nuovi mondi come appunto il mondo acquatico. E oltre al desiderio di condividere questo importante momento assieme, c'è anche una ragione molto più pratica. La mamma ha le attenuanti perché in dolce attesa aspettiamo il secondo, la seconda, non sappiamo ancora, e diciamo il più acquatico e il papà sono anche un subacqueo, per cui insomma abbiamo ritenuto farle fare questa esperienza perché riteniamo che abbiano qualcosa in più, insomma, i bambini che cominciano già presto in acqua. E sentiamo cosa ne pensa la fortunata mamma in dolce attesa di un secondo figlio. Ci è venuto in mente già durante la prima gravidanza, ancora prima quindi che nascesse Matilde, perché avevamo sentito parlare che continuando a portarli in piscina dopo la nascita mantenevano il riflesso dell'apnea. Siccome il papà è un grande amante del mare, del lago, dell'acqua, vuole che diventi subito da piccola già amante anche lei dell'acqua, quindi molto acquatica. Il corso gestanti qui al centro nuoto STRA è un corso che dura davvero 9 mesi e vuole accompagnare ed aiutare la coppia ad affrontare la nuova vita da genitori. È un corso 9 mesi, è un corso evolutivo. È un corso dove la donna vive piano piano, ogni giorno, questo cambiamento, dove l'uomo, come ho detto appunto prima, è coinvolto ed è un momento di crescita anche personale. E una volta venuto alla luce il bambino è pronto per i corsi nuoto. Tutto quello che avviene durante la gravidanza viene registrato nelle cellule dei bambini. C'è questo imprinting e i bambini si ricordano ed è anche molto bello questa continuità.